La mostra nasce per celebrare il 40° anniversario di apertura al pubblico del Museo Diocesano. In realtà è molto più di una mostra. Questo evento è il punto di arrivo di una serie di ricerche, di riscoperte, di ripresentazioni che riguardano la chiesa e il monastero di Sant'Agnese, che è stato al centro della vita culturale e spirituale dei mantovani per diversi secoli. L'idea è nata da Monsignor Brunelli, a cui è dedicata questa mostra e che vogliamo ricordare in tutti i modi, nei saggi, nelle opere esposte. La sua capacità di animare la vita culturale della città sicuramente resterà in questa esposizione. Come dicevo, oltre al recupero della chiesa, che è stata demolita già da 2 secoli attraverso le pale d'altare presenti qui in questo luogo, i ricercatori, gli autori dei saggi, hanno riscoperto il patrimonio culturale, documentario, di libri, di opere d'arte presenti nella chiesa di Sant'Agnese. La chiesa è stata demolita all'inizio del 1806, quindi ormai sono più di 200 anni che manca dal profilo urbanistico della città, e il convento ha subito delle trasformazioni tali che l'hanno fatto dimenticare anche alla cittadinanza mantovana, ma in realtà ha avuto e ha svolto un ruolo culturale all'interno della città certamente di peso e che merita anche di essere ricordato in queste sale e in questa occasione. Una prima sezione documentaria e libraria, nella quale si è cercato di evidenziare la figura di Giovanni Bono, un beato che ha dato origine, ha partecipato all'origine dell'ordine agostiniano, un eremita mantovano morto nel 1249. Invece, per quanto riguarda la sezione dei dipinti che si snoda lungo le restanti pareti dello spazio espositivo, sono stati portati qui i purtroppo pochi superstiti dipinti che ornavano gli altari della chiesa di Sant'Agnese. C'erano opere di grande importanza come San Michele che abbatte il demonio di Antonio Maria Viani, forse una delle prime opere, se non la prima opera pubblica importante realizzata in città dall'arrivo dell'artista che proveniva dalla corte di Monaco di Baviera e che poi divenne l'artista di corte e prefetto delle fabbriche dei Gonzaga. Ci sono opere molto significative come per esempio il San Francesco che intercede per la cessazione di un'epidemia di Francesco Borgani, un artista mantovano che lavorò moltissimo per gli Agostini di Sant'Agnese e che aveva dipinto anche le ante d'organo e una serie di altre opere, e qui in mostra ne abbiamo le due che sono rintracciabili, che provengono per l'appunto dalla chiesa. Quindi abbiamo un importante gruppo di opere databili a cavallo fra 5 e 600, e poi abbiamo opere un po' più antiche come un bel ritratto di Carlo V che non proviene da Sant'Agnese ma che ci racconta un episodio molto interessante dell'imperatore che di passaggio a Mantova nel 1530 e nel 1532 desiderò sostare per l'appunto proprio in una stanza del monastero agostiniano di Sant'Agnese, e la mostra però oltre a questo e oltre ai codici, ai incunaboli, ai manoscritti che sono presenti, ci vuole quindi anche raccontare l'importante presenza degli agostiniani a Mantova e tutto quello che questo importante complesso, significò per la città.